Il cuore non ha retto, comunità pontalpina in lutto per Alex Burigo, morto a soli 44 anni. Il commercialista è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione, sommelier, amante di Juventus e alleghe, aveva fondato il Soccer. Purtroppo apriamo con questa triste notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 agosto. Siamo sul Corriere delle Alpi, l'articolo a firma di Attilio De Colle. Molto capace nel suo lavoro, gioviale e generoso con gli amici e nel mondo del volontariato. La comunità pontalpina è in lutto per la morte di Alex Burigo, una morte improvvisa a soli 44 anni nonostante dalla nascita dovesse convivere con una malattia al cuore. Il commercialista è stato ritrovato morto ieri mattina nella sua abitazione di Ponte nelle Alpi in Rione Santa Caterina, tradito proprio da quel cuore che da molti anni lo faceva impazzire ma che finora era riuscito a tenere sotto controllo. Si era operato nel 2021 e stava aspettando un'altra soluzione con una clinica di Bologna. Nato 18 giugno dell'81, dopo aver frequentato la ragioneria Calvi a Belluno, si era laureato in economia e commercio alla Ca' Foscari di Venezia nel 2005. Poi si era specializzato nella professione di esperto contabile, seguendo imprese e professionisti, come si legge nel suo curriculum della SEAM con cui lavorava. Apprezzato nel lavoro, ma molto stimato nella sfera privata, soprattutto nel mondo sportivo. Era una delle anime del calcio Soccer, squadra del centro sportivo italiano creata insieme alla famiglia Zampieri, una vera famiglia di cui Alex era parte integrante e che qualche anno fa aveva vinto anche il titolo provinciale. Era anche attivo nel calcio dilettantistico, curando la revisione dei conti del Ponte nelle Alpi, ma le sue passioni non finiscono qui. Stava progettando la trasferta a Verona per la quarta giornata di campionato, dicono gli amici bianconeri di Alex, oppure quella per l'Hockey Alleghe, per la Juventus quindi, oppure quella per l'Hockey Alleghe, quando ai tempi d'oro della società biancorossa era speso sulle gradinate dello Stadio dei Toni. E un'altra grande passione era quella del buon vino, era diventato sommelier e girava spesso l'Italia con l'associazione. Aveva un'ottima competenza in questo settore, ricordo un commosso Gianluca Casagrande della delegazione AIS di Belluno, ma soprattutto era un grandissimo amico. Lascia fratello Mattia e i genitori Luisa e Giuseppe. I funerali sono fissati per domani alle ore 15 nella chiesa di Cadola. Dopo le esequie si procederà per il cimitero di Cadola. La comunità pontalpina quindi è in lutto a Pontalpina, ma non solo. Cambiamo argomento, torniamo indietro ma rimaniamo sul Corriere delle Alpi. Imposta di soggiorno da record, in provincia incassati 5,4 milioni, si legge nel titolone. Il turismo nel bellunese, la reginità della classifica è Cortina, i sindaci risorse fondamentali per sostenere le manifestazioni, gli yacht e per abbellire i nostri paesi, ne scrive Alessia Forzin. Sostengono le manifestazioni che animano i paesi nelle stagioni turistiche e non solo, ma i proventi dell'imposta di soggiorno aiutano anche a tenere aperti gli yacht, a mantenere in ordine il territorio, ad abbellirlo e valorizzarlo. Sono risorse fondamentali, dicono in coro i sindaci, che con i bilanci sempre più risicati sono costretti a fare i salti mortali per fare tutti quegli investimenti che vanno oltre l'ordinario. E gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno sono in aumento. Secondo uno studio della fondazione Think Tank Nord-Est, che ha preso in esame i bilanci preventivi e consuntivi dei comuni del Veneto, nelle 30 località più turistiche della provincia di Belluno, fra il 2023 e il 2024 c'è stato un balzo in avanti del 22,7%. Gli introiti accertati sono stati di 5,4 milioni di euro nel 2024, mentre nel 2023 si erano fermati a poco meno di 4,8 milioni. Un deciso incremento se si pensa che nel 2019 la somma incassata si era fermata a 3,1 milioni di euro. E come dicevamo, a giocare un ruolo da protagonista nella classifica dei comuni presi in esame è Cortina d'Ampezzo, che nel 2024 con l'imposta di soggiorno pagata dai turisti per soggiornare in hotel, bed and breakfast e strutture ricettive in genere ha incassato quasi 2,4 milioni. Seguono poi Livinallongo del Col di Lana, Auronzo di Cadore e ai piedi del podio c'è Falcade. Ottimi anche i dati di Belluno e di Val di Zoldo, Belluno che segna un più 44% rispetto al 2023 e Val di Zoldo che segna un 52% in più. Andiamo avanti, ci spostiamo a una pagina che riguarda l'assemblea degli amici del Nevegal.
Resa dei conti in giunta, Roccon scaricato sui park del Nevegal, decide il sindaco. All'assemblea di amici e proprietari esplodono le frizioni di Palazzo Rosso, gli assessori del Ponte Luciani, De Pellegrini aveva delegato noi a rappresentare l'amministrazione all'incontro. Resa dei conti a Palazzo Rosso, si legge nell'incipit dell'articolo. Doveva essere il pomeriggio dedicato all'assemblea congiunta delle associazioni amici e proprietari del Nevegal, è diventata una giornata da fratelli coltelli. Con l'assessore Roccon, finito all'altro ieri, braccio destro del sindaco Oscar De Pellegrini, sempre difeso da primo cittadino anche nei casi più controversi, abbandonato invece dai suoi, dagli assessori ma anche dalla maggioranza. Sono le strisce blu disegnate su metà piazzale a segnare il destino di Roccon, che anche ieri nel suo intervento nell'assemblea ha ribadito quanto ha sempre detto, che i parcheggi sono stati dipinti a chiusura del cantiere rifacimento del piazzale e soprattutto che la decisione l'abbiamo presa in giunta, ne avevamo parlato a novembre 2024, poi a marzo di quest'anno, il 26 giugno. Allora dissi: dobbiamo finire il cantiere con le righe, manteniamo quanto deciso, nessuno si è opposto. Una rivendicazione, quella di Roccon, che era stato sconfessato dal sindaco nella nota ufficiale inviata sabato, nella quale il primo cittadino ha assicurato che gli stalli sul piazzale saranno tutti gratis, anche quelli blu. È chiaro che fra i due ormai si sia consumata una rottura che appare difficile sanare. Ma Roccon è stato abbandonato anche dai colleghi di giunta e dalla maggioranza. Massimo Grazzotto ha ascoltato tutto il suo intervento scuotendo la testa e mormorando a tratti cose da pazzi. Prima di toccare il tema parcheggi, l'assessore aveva elencato i più recenti investimenti sul Colle, il laghetto, il Ponte delle Erte, il contributo di 1,2 milioni arrivato dal Ministero del Turismo, di cui beneficerà la nuova società di gestione. Quasi un testamento. Pare che in mattinata fosse stato caldamente invitato a non partecipare all'incontro. Un veto, a quanto si è visto, caduto nel vuoto. A non esserci invece era il sindaco, assente per precedenti impegni, lo ha giustificato l'assessore Marco Dal Ponte nel suo intervento alla platea, in cui ha rivendicato quanto fatto dall'amministrazione De Pellegrini nei 3 anni di mandato, compresa l'istituzione della frazione, della quale poco prima Daniele Ciani dell'associazione proprietaria aveva ringraziato invece Roccon. Dal Ponte e il collega di giunta Paolo Luciani erano seduti in prima fila a debita distanza da Roccon ed erano loro due i delegati dal sindaco a rappresentare l'amministrazione all'assemblea, non Roccon. Insomma, maggioranza ai ferri corti, vediamo cosa succederà prossimamente. Leggiamo, aspettate, rimaniamo qui, Brancher, da Canal, dal Magro, ecco i presidenti di municipio, si legge in un articolo che riguarda il territorio, il comune di Borgo Valbelluna. Rappresenteranno rispettivamente le frazioni di Lentiaima e Letrichiana, i 3 capi frazione fungeranno da trade union tra il sindaco e il territorio, e ne scrive Dante Damin. Sono stati nominati i 3 presidenti di municipio di Borgo Valbelluna. Per Lentiai il ruolo spetterà a Luca Brancher, per Mel a Flavia da Canal e per Trichiana a Giuliano Dalmagro. A seguito della fusione fra i 3 ex comuni della sinistra Piave, l'amministrazione comunale aveva a suo tempo redatto un regolamento per istituire le consulte frazionali, le quali eleggono un capofrazione per ogni piccola realtà paesana. Una volta incaricate, tali figure nominano a loro volta 3 consiglieri municipali, i quali eleggono infine un presidente di municipio, e il giuramento di Brancher da Canale Dalmagro è avvenuto giovedì appunto in municipio, e c'è la fotografia che li mostra insieme al sindaco di Borgo Valbelluno Stefano Cesa. E ancora, saetta sul tetto, distrutta una casera, siamo in questo caso nel territorio di Feltre, Arsier, incendio a Col di Baio. Appunto una saetta ha provocato un incendio che ha distrutto la casera. L'incendio è divampato durante un violento temporale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 2 bombole di gas. Ne scrive Roberto Curto. Un incendio partito dal tetto, poi esteso a tutto l'edificio, ha distrutto ieri pomeriggio una caserma in località Col di Baio, nel tratto arsedenese della strada regionale 148 che da Capo di Serenne sale sul Monte Grappa.
Anche se toccherà ai vigili del fuoco dire l'ultima parola, l'ipotesi che si fa avanti è che a scatenare le fiamme sia stata una delle numerose saette che sono cadute nella zona durante il violento temporale che ha imperversato per quasi un'ora. Nessuno si trovava all'interno della struttura al momento in cui si sono sviluppate le fiamme, per fortuna. Ad accorgersi del fumo un automobilista, tra l'altro conoscente dei proprietari, che stava scendendo a valle e ha notato il fumo. Ci spostiamo ora al Gazzettino, andiamo a leggere una notizia che riguarda nuovamente il territorio della parte alta della provincia e ancora la montagna fragile, boati sulla Marcora, la frana si è mossa, la Lemagna è rimasta chiusa tutta la notte fra sabato e domenica dopo le piogge. Ieri mattina è servito il sopralluogo dei tecnici ANAS in quota prima di riaprire, e ne scrive Damiano Tormen. Strada aperta sulla via del rientro e per la Lemagna è già una notizia, perché dopo 3 chiusure in appena 5 giorni, per un totale di quasi 12 ore, il fatto che ieri sia stata aperta e percorribile senza nessuna restrizione per tutto il giorno è sicuramente un passo avanti. Del resto il meteo ha dato una mano e quando non piove per la statale 51 non c'è nessun problema. I problemi invece c'è stato e come sabato sera, quando un forte temporale ha fatto scattare prima i pluviometri e poi gli accelerometri posti a sentinella della frana. L'accurata detritica della Croda Marcora si è mossa di nuovo, gli strumenti hanno rilevato il movimento e hanno fatto scattare la chiusura della strada, e c'è la fotografia che mostra appunto la nuova colata di detriti. L'allarme alle 21:30, la colata è arrivata fino alle opere di contenimento realizzate nelle ultime settimane, scrive appunto, come dicevamo, Damiano Tormen. Anche qui il Nevegal fa scoppiare la bufera sulla giunta, l'assemblea degli amici Roccon difende i parcheggi blu, lo sconfessano i colleghi dal Ponte Luciani, saranno gratis. E ancora Giro del Lago, trasporti e solidarietà in 4.370 in sella, a piedi e con i roller. I 35.000 euro delle adesioni andranno suddivisi tra il pago solidale, cucchine e via di Natale. Record di partecipazione alle edizioni post-Covid, borsò il gruppo più numeroso con 308 iscritti, e alcune fotografie mostrano alcuni dei partecipanti alla gara solidale, ne scrive Silvano Cavalette. È 4.370 il numero di partecipanti, arrivati come al solito anche da fuori regione all'edizione 2025, la numero 31 del Giro del Lago di Santa Croce. È vero, dirà al termine Ennio Soccal, presidente del Comitato al Pago Durrot e Solidarietà, organizzatore dell'evento, che puntavamo a raggiungere quota 5.000, ma anche così siamo davvero soddisfatti. Il risultato numerico è il terzo di sempre, il migliore del post-Covid, e soprattutto conferma una costante crescita, dice appunto Soccal. E con questa notizia andiamo anche a chiudere la rassegna stampa di oggi. A tutti un buon inizio di settimana e come sempre grazie per l'ascolto. A prestissimo.